Buon pomeriggio da Luigi Falqui con le immagini a cura di Chico Piu in diretta dallo stadio comunale Tarros a Oristano. Si affrontano la Tarros e il Tortolì, l'anticipo della 26esima giornata del girone di promozione, la nona di ritorno. È pronto a fischiare Masuruela. Va Ferrari sul fondo per un secondo, l'illusione del gol. Specialmente dal punto di vista tecnico, ma anche caratteriale, l'abbiamo sentito, mentre prima però Gianoli che prende spazio, anche per lui, solo un bacio alla rete, ma dalla parte esterna si è salvato ancora il Tortolì. In effetti, forse con Marcos Pereira a quel punto, perché è lui che ha perso il pallone su Ceconato. Gianoli, col destro, cerca sempre quel palo, non lo trova. E adesso di nuovo quel lancio per Orru che si mette davanti a Filippo Orru. È passato Orru. Occhio Orru che è destro, può calciare. Lo fa. Burato sul nasce da Daniele Spiega. Ferrari nel traffico, perde palla. Serra apre subito per Ferrari che può metterla in mezzo. Cross in mezzo per una sponda di Oses. Per nessuno. E come si era alzato, ha cercato poi compagno in 6+1, il cross di Pili, Ferrari allontana facile, poi però Serra ci prova di prema, così, poi il rimpallo ancora, Ferrari dal nulla può calciare, Bergman si ha salvato in opposizione, scivolata con la testa addirittura Spiga, ma c'è ancora Tortoli che la mette in mezzo, c'era Forense, prima di lui la Tarros, con Manzatto con un difensore, mentre si apre spazio dall'altra parte con Pintus, grande chance per Gianoli, c'è Dumbuya, Gianoli lo salta, Gianoli porta vuota, sul fondo, incredibile, questa era colossale per Gianoli. Invece la palla bassa col tacco! Che gol di Lonis! Da capitano porta avanti così la Tarros 1-0 al 29esimo. Sembrava tutto pronto per andare sul secondo. Anche questo è schema. Poi però c'è la bellezza, la raffinatezza del tocco di Lonis. Oggi con la faccia da capitano. La chiede subito a Gianoli di tirarsi su nell'immediato, di non perdere tempo a protestare. Possiamo sentire tutto quello che dice Lai mentre arriva Pintus, travolto, però porta vuota, 2-0 con Gianoli. È successo di tutto. Chiaramente adesso Masu si vuole occupare delle condizioni di Pintus. Con l'esterno per la corsa di Loi. Vai Emanuele Loi. Ancora Loi. Ne ha saltati due, la mette in mezzo, è buona per Serra che cicca. Poi c'è Simone Ru a giro, traversa. Oses in mezzo, Timpanaro. Alla fine è arrivato il gol del Tortolì, il gol dell'1-2 con Timpanaro. Sembrava già il segnale di un pomeriggio maledetto e invece la testa di Timpanaro per la speranza rossoblu. 1-2 al Comunale Tarros. Sotto la pioggia, Orru che si sta facendo sentire in questi minuti finali, prima dell'intervallo, 1 minuto e mezzo. Orru in mezzo, buona palla per la girata di Gianoli, vicino, ma soltanto vicino alla doppietta e al colpo del 3-1. Intervento di Ferrari, allora lo stesso, c'è tempo, 8 secondi. Allora va il Tortolì con l'ultima chance, interrotta da Filippo Orru, che poi va con lancio lungo, allora la chance per Gianoli, Dumbuya, si è rifatto da quell'erroraccio sul 2-0 e mantiene i suoi a solo un gol di distanza della Tarros. Che finale di primo tempo. Da parte invece Dumbuya tra i pali, anche unico ammonito nel primo tempo. Seguiamo prima però questa rimessa col pallone, che buona la girata di Ferrari che va sul fondo, prima chance per il Tortolì dopo neanche un minuto. Per adesso tutti allineati, scontri Bergman-Timpanaro, cross in mezzo di testa, il pallone sul fondo, Oses a centimetri dal 2-2. Con le mani a costa per andare con la touche, vera touche dentro l'area, tante indicazioni di Mereu che vorrebbero indietro, arriva il pallone di testa, Marcic è entrato per questo. Cross in mezzo, Manzatto, palla che scappa via, Marcos Pereira, il pallone comunque non era entrato per l'intervento sulla linea. Oses, Cocco,
La alza, Timpanaro può controllare, tenta di giocarla di prima ma scivola, poi da terra con fortuna aiuta Ferrareis. Timpanaro vede l'inserimento di Cocco, è buono Cocco, Manzato non benissimo, oh Zes, Manzato e anche il palo a salvare la Tarros, un'altra super chance per il Tortolì. A testa di Lonis, Ferrari, passa, Ferrari, si prende il centro, può andare col destro, Ferrari, adesso la prova Murato, ancora chance con Pintus, Dumbuya la blocca, troppo debole anche questo tiro. Può diventare Ciofla salto nel finale per riempire l'area di rigore. Ferrareis, il cross è buono con deviazione di Marcos Pereira, credo, addosso a Manzato. Si è salvata ancora la Tarros. Marcos Pereira, Cocco prova a girarsi, adesso la palla in aria, Timpanaro con la testa, non è male per il mancino di Ozez, era tutto buono. Marcic accosta in avanti, Bergmans a dire di no a Cioflas, 50 secondi, Pintus per chiuderla, Pintus, Dumbuya, seconda grandissima parata della sua partita, ma la Tarros non va poi così male perché ha il pallone a 35 secondi dalla fine. La tiene Ferrari, il tempo passa e allora Enrique Mazuruela dice che va bene così. Allo stadio comunale Tarros ha vinto la Tarros 2-1 sul Tortolì.